Merka, porto della Somalia meridionale, un centinaio di chilometri a sud della capitale Mogadiscio. Potrebbe sembrare un paradiso, una città adagiata come una perla sulla costa dell'Oceano Indiano. Le armi che questi uomini indossano come una seconda pelle ci riportano immediatamente alla realtà. La guerra civile, iniziata nel 1991, dopo la caduta del regime autoritario di Siad Barre, ha precipitato il paese nel caos. La società somala, basata sul nomadismo, è sempre stata divisa in clan. E sono stati appunto i clan ad approfittare del crollo del governo centrale per spartirsi le spoglie del paese. L'operazione delle Nazioni Unite Restore Hope, per riportare la pace, fu un clamoroso fallimento. Da allora e fino ai recenti accordi di pace siglati dal Parlamento provvisorio di Nairobi, la capitale del vicino Kenya, la Somalia è rimasta abbandonata a se stessa. Una delle conseguenze della guerra civile è stato l'abbandono delle campagne da parte dei contadini, terrorizzati dalle bande armate. Nel 1992 la carestia spinse migliaia di profughi a cercare rifugio anche a Merka. La città si riempì di bambini abbandonati e di orfani. Ed è a questo punto che è entrata in scena Mana Sultan Abdurrahman Alice, figlia dell'ultimo sultano di Merka. Mana aveva l'autorevolezza necessaria per tentare un intervento in una situazione tanto difficile.